Buon pomeriggio a tutti. Quest'oggi invece siamo sul piccolo campanile della chiesa parrocchiale dei Santi Gregorio e Tommaso a Lughetto di Campagna Lupia. Queste sono le 3 campane in C3 e sono tutte e 3 di Daciano Colbachini di Padova. Le iscrizioni le troverete in descrizione. Questa è la grande, diamole un tocco. C'è un forte vento, pur essendo una bellissima giornata. Vabbè, rintocchiamo. È carina, sì. Questa è la seconda. Ecco qua, è un re bemolle 4. Questa è la piccola invece ed è un re diesis 4. Ecco qua, adesso con calma vediamo i panorami. Allora, con calma perché qua è molto stretto. Questa è Campagna Lupia, e c'è in mezzo la campana, quel campanile lì è Campagna Lupia. Ecco, ho strisciato la roba. Ecco, ho dato una capocciata. Vabbè, sotto la campana, qua contro il sole abbiamo un bel po' di roba. Prozolo, sembra farsi un albero. Ecco, faccio un po' il giro. Non si vede troppo. Questo è Campo Nogara, eccolo qua. Non si vede troppo, c'è in mezzo questo. Abbiate pazienza, è un po' difficoltoso. Questo è Campo Nogara. Questa è la frazione di Lughetto. Cavolo. Qui vediamo non troppi campanili, però finalmente riusciamo a intravedere Dolo. Aspettate perché devo fare eccolo qui, vediamo se riesco a trovarlo. Eccolo qua, Dolo, si vede molto bene. Qua c'è Mira, aspettate, questo non si vede il campanile della parrocchiale, mi spiace, quello della parrocchiale di San Nicolò. Mamma mia che vento che c'è, assolutamente. Vabbè, dopo questo breve panoramica della cella di Lughetto, a presto.